Lo striscione in fondo, gli applausi per quella che comunque sarà sicuramente la vincitrice. Succederà la Wendy Sly, alla 3 volte campionessa Aurora Cugna, ancora 200 metri al traguardo, 46,37 sicuramente migliore prestazione mondiale di ogni tempo, abbondantemente sotto ai 47,53, addirittura incrementato ancora il suo passo. Ecco qui la Christensen che ha doppiato molte concorrenti. Salutiamo e ringraziamo Elio Locatelli che ora va a fare le sue mansioni di CT, ritorna mentre continua a sprintare, pronta a girare attorno al giumbo. Eccola qui, frantumata la migliore prestazione del mondo da parte di Ingrid Christiansen, la più grande atleta di ogni tempo sul mezzo fondo. Ricordiamo